Caro Calcio Napoli, viste le novità, insomma non le novità, ma le ulteriori dichiarazioni che stanno girando, sei costretto a vincere questo campionato, visto che è difficile vincere la Champions, perché ci sono altri interessi di altre squadre più grosse. Ascoltatemi bene, dobbiamo vincere questo campionato, cominciamo. Allora amici bellini, video complicato, ve lo dico subito, quindi voi vi iscrivete al canale se siete d'accordo, anche se non siete d'accordo vi iscrivete al canale e basta, e lasciate un like per il Napoli, solamente per il Napoli, perché è un Napoli che ci sta facendo divertire, è un Napoli che sta andando oltre le aspettative ed è un Napoli che viene visto all'estero. E perché questa è proprio la chiave di tutto, e ci arriviamo subito. Ieri per esempio, prima di andare a letto, guardavo un pochino YouTube e sono capitato su un video di un ragazzo che parla di tattica, un video internazionale, lo fa in inglese e fa una bellissima analisi del Napoli di Spalletti, il 3-4-3, il 4-3-3 che è ibrido, che diventa 3-4-2-3-1, insomma i numeretti non riesco a parlare di tattica più, perché dopo le parole di Gravina assieme a quelle di Manfredi e non dimenticando le parole di Iervolino, che dobbiamo mettere tutti insieme, adesso io vi rinfresco la memoria, dobbiamo fare una riflessione molto seria sulla situazione del calcio italiano. Il mondiale non c'è l'Italia e non è un caso, quindi andiamo per ordine. Gravina dice sì, però basta il linciaggio mediatico, difende la Juventus a spada tratta. Dite, ma voi, secondo voi, perché Gravina è tifoso della Juve? Non è tifoso della Juve, Gravina ha bisogno della Juve. Allora, ascoltatemi bene, si deve difendere, si deve esaltare, le televisioni parlano di grandi successi, non si parla del fatto che ci sono dei reati gravi sotto e che la giustizia deve fare il suo corso. Una risposta dovevi dare: la giustizia farà il suo corso, ho piena fiducia nella giustizia e poi ci muoveremo di conseguenza. Non puoi dire leviamo tutto da mezzo, meglio che non linciamo, perché poi magari ci sono anche altre squadre. Se sai che ci sono altre squadre che hanno fatto schifezze, lo devi dire, sei a capo di tutto e devi fare fuori tutte queste squadre. Basta, è come le simulazioni, è la stessa cosa. Simulazione significa comportamento antisportivo. Io cerco di ingannare l'arbitro facendo finta di essermi fatto malissimo, mi rotolo a terra e voglio l'espulsione del mio avversario, così ho un vantaggio sul mio avversario che non mi sono meritato e vinco. È la stessa cosa, si crea la stessa cosa tra le società, cercano dei vantaggi, ingannano quelle che sono delle regole, dei regolamenti e vanno avanti e vincono. Quindi Gravina dice queste cose qua, no? Devi parlare. Manfredi dice queste altre cose qua, mi metto le cuffie così le sentiamo insieme. Manfredi, il sindaco di Napoli, ringrazio Calcio Napoli 24 che ha postato questo video dove si parla dello stadio Maradona, le cose che faranno perché l'Italia verrà allo stadio Maradona. Ascoltate bene questo passaggio insieme. Come vede questo momento della Juventus in questi giorni? Devo dire, io veramente la Juventus è stata considerata sempre un esempio anche di management, da chi? Da te? di gestione. Quindi il fatto che sia stata travolta, come devo dire anche altre società, dall'effetto della pandemia che ha travolto i suoi bilanci, ci fa riflettere di come oggi sia necessaria una grande prudenza nella gestione calcistica dal punto di vista manageriale e di come in questo caso, lo devo dire con orgoglio, il Napoli Calcio rappresenta un esempio, perché è una delle poche società italiane che non ha un indebitamento significativo e ha dei bilanci in ordine. Questo visto che si dice sempre che al sud noi non sappiamo amministrare, buttiamo via i soldi, dobbiamo essere orgogliosi di questa cosa. Se non ci avesse già un esperto farebbe De Laurentiis assessore al bilancio. Ma devo dire non pagherebbe nessuno, quindi a quel punto sarebbe molto... La battuta su De Laurentiis non pagherebbe nessuno. Attenzione Manfredi, capisco la chiosa dove tu fai una bella slurpata
al Napoli e dici la gestione, grande bella gestione, noi non siamo indebitati, benissimo, ma tu sei tifoso juventino, la tua risposta è da tifoso juventino che mette la testa sotto al cuscino. Non è stata travolta dalla pandemia la Juventus ha falsificato i bilanci, ha detto cose agli azionisti che non erano vere, non ha pagato o comunque ha pagato e non ha messo a bilancio. Signori, sono cose gravi, sono cose che falsificano, che falsano i campionati. Quindi non puoi rispondere che è stato... Io sono stato travolto dalla pandemia. Io che sono musicista e che non potevo più suonare dal vivo, io sono stato travolto dalla pandemia, la Juventus no. Quindi questa risposta è una delle tante come punta dell'iceberg che ci fa capire che certe squadre sono protette nella narrativa da tutti. Non si può parlare di una Juve che non ha più... E mi raccomando, tifosi juventini che venite qua, non me ne frega niente della Juventus. Voi dovete capire, Juventus, Milan, Inter, non è questione che ce l'ho contro di voi, non vi cago proprio. Il problema è un altro. Il problema è che quelle tre, che sono le uniche tre che vengono considerate all'estero, sono quelle che devono andare sempre avanti, e se succede qualcosa a queste squadre qua, il sistema calcio italiano crolla. Ecco perché poi, vedi, 2006 l'Italia vince il mondiale e tutto si mantiene un pochino in piedi, proprio perché c'è questo equilibrio. Le parole di Iervolino perché sono importanti? E ascoltiamole insieme, perché sennò andiamo in grossa difficoltà. E ringrazio Calcio Napoli TV che raccoglie sempre tutto e che quindi voi potete trovare, che è importantissimo. Ascoltiamo bene insieme. Il calcio italiano è il più bello, autentico d'Europa. Vabbè. Avete visto come è andata a finire quest'anno, una lotta straordinaria al vertice tra Inter, Milan e Napoli, una lotta nel centro classifica e un po' più su anche per andare in Europa. Avete visto quella lotta salvezza che è stata entusiasmante, ho detto, l'emozione più grande della mia vita. Devo dire che però ci sono delle anomalie. La prima anomalia, noi siamo una società, una sorta di media company in cui la maggior parte del fatturato, per noi rappresenta il 70%, forse per le grandi un po' meno, non dipende da noi, dipende dalla Lega Calcio, che tratta per noi di diritti. Ecco. Quindi già è una cosa alquanto strana, perché il 50% di ricavi di una società non dipendono dalla tua bravura, dalla tua capacità. Bene. Poi ci sono tanti altri aspetti, la vendita dei diritti all'estero, ma mi sembra un po' che le squadre, almeno dalla mia piccola esperienza, comunque stanno convergendo tutti sulla necessità di dover dare al calcio italiano una visione più internazionale. Come si fa? Si fa soprattutto dando spazio e visibilità proprio alle grandi, perché la fortuna delle piccole squadre dipende dalle grandi squadre, dalla loro capacità internazionale di attrarre, affinché poi le altre nazioni possano comprare i diritti. Quindi non c'è affatto antagonismo tra le piccole, medie e le grandi, o almeno da parte mia, e mi auguro che in questo possa essere eseguito. Quindi non c'è affatto antagonismo tra le piccole, medie e le grandi. Non c'è affatto antagonismo. Io feci già un video, ragazzi, su questo. Io dissi, perché era l'incontro con ADL, Marotta, Iervolino, e si parlava un pochino in generale. Guagliù, non c'è antagonismo. Le piccole non hanno intenzione di mettere i bastoni tra le ruote alle grandi, perché le grandi trascinano le piccole, e se le piccole hanno qualche briciola di diritti TV è perché le grandi vengono vendute all'estero. Ecco perché adesso il Napoli deve imporsi in Italia e deve vincere assolutamente se vuole contare qualche cosa. Perché De Laurentiis litiga con tutti all'interno delle riunioni della Lega, eccetera eccetera? Cosa si dice a De Laurentiis? Cosa si è sempre accusato De Laurentiis? Che a lui di vincere non gli interessa. Perché? Perché la cosa principale De Laurentiis, da quando è entrata, Gaucci poteva essere Gaucci, la cosa principale che lui ha capito venendo dal cinema è che il calcio è un sistema che va venduto e spartito. I diritti TV, perché il visionario parla di Apple TV, di
di Amazon, eccetera eccetera, perché si deve spartire questi diritti TV in maniera diversa e non essendo dipendenti dalla Lega. Loro non vogliono avere le briciole che ti dà la Lega e è sempre stato questo il discorso di De Laurenti: la squadra è mia, io faccio delle cose bene, me la vendo io a quanto decido io e decido io come spartirmi le cose. Benissimo. Allora qual è il cortocircuito? Che si vende meglio all'estero o anche in Italia una Serie A senza la Juventus? Immagina che la Juventus, per caso, lo diciamo proprio per assurdo, abbia fatto delle cose che poi portano anche a delle sanzioni sportive, quindi punti di penalizzazione, magari retrocessione. Non succede niente, non si vende bene. Hanno già provato, è successo, non si è venduto bene. Il calcio italiano è andato in declino totale. Poi che cosa è successo? Che loro sono tornati e avevano anche di questa storia che la Juventus ha praticamente minacciato di portare in tribunale la Lega per risarcimento danni perché l'avevano creato tutta quella cosa di Calciopoli, e quindi la Lega non ti preoccupare, adesso vinci tutto quello che vuoi tu. Senti, ma gli scudetti a noi sono 38, non mi interessa niente, io lo metto così, va bene, sì, contali 38, poi quegli altri due se li tiene l'Inter, però tu portali a 38, se ne vincete 2 vi mettete la stella. Io non vedo l'ora che vincano 2 scudetti, voglio vedere la stella poi approvata dalla Lega. Quindi vi renderete conto che la situazione non è le plusvalenze, Ronaldo pagato a nero, la carta, non ci interessa nulla delle cose specifiche del reato, così. La cosa è molto più ampia, perché la narrativa è diversa. Adesso si parla di contrattacco Juve, la nuova Juve, l'esaltazione. Agnelli continua a parlare, Allegri che aveva anche lui dichiarato le dimissioni e sono state respinte per una questione probabilmente di rapporti, e il suo Allegri aveva in Agnelli la sua protezione totale perché era stata una scelta sua. Sappiamo i rapporti che vanno oltre il calcio. Non ci interessa niente di tutto questo. Quelle squadre lì, che sono storicamente, purtroppo è così, Milan, Inter e Juve, devono stare là, devono essere fortissime, e poi ci può essere una ogni tanto, perché sono 4 quei posti, se il ranking ci va bene, che fa l'esploit e diverte, che bello, e parliamo del Napoli. Il Napoli non è la prima volta che fa delle bellissime cose in campionato, e siamo d'accordo. L'anomalia vera è che insieme a queste bellissime cose in campionato abbiamo fatto una Champions da far leccare i baffi, con gol bellissimi, gioco spettacolare contro avversari importanti, quindi non si può manco dire ha incontrato gli avversari, no, ha incontrato il Liverpool, l'Ajax, quindi il Napoli viene visto. Il Napoli però, facciamo conto che anche in la FIFA, la UEFA, sono tutti corrotti, calcisticamente parlando, si può dire corrotti calcisticamente parlando, vabbè, ho detto corrotti, ci sono dei documentari, non lo dico io, dicono alcuni documentari che sono tutti corrotti, ci sono poi delle indagini, quindi lascio alla giustizia, ecco, così deve rispondere Gravina, lascio alla giustizia fare il suo corso e poi si decide. Quindi facciamo conto che il Napoli non conta, e questo è vero, che non conta a livello mediatico ancora nulla, veramente nulla, perché sei la favoletta, e quindi è un po' difficile in Europa. In Italia hai accumulato un bel vantaggio, vedi di vincere seriamente, non lo so cosa si deve fare, il silenzio assoluto, urlare nelle sedie opportune, oppure non urlare e farteli amici, perché hanno più vantaggi quelli che se ne fanno tra amici rispetto a te che a Gravina gli hai dato addosso. Mi pare che sia così, no? Tu gli hai dato sempre addosso a Gravina De Laurentiis, se Gravina difende la Juventus, e quando capita a te l'ASL, dai ragazzi, ma è tutto collegato, non si può far finta di niente. Quindi il Napoli quest'anno deve vincere, sarà durissima, perché la narrativa dice tutt'altro, e non si fanno 6 punti contro Inter e Juventus. Vi dimostrerò proprio numericamente, statisticamente, che si può anche perdere con Inter e Juventus e si può vincere ancora il campionato. Non è proprio successo niente se si dovesse perdere con quelle 2, però è meglio se vinci, come diceva Guido, stare al di sopra di questa melma che è il campionato italiano, e andare belli così sulle ali dell'entusiasmo, della gioventù e del bel gioco e della cattiveria agonistica che ti vuole portare a vincere contro tutti e tutti, come diceva Diego Armando Maradona. Non c'è niente di noi, la storia la conosciamo e non possiamo far finta di niente. Quindi questo è il Napoli, adesso deve vincere, non mi interessa, deve vincere, non per aprire un ciclo, non perché
questo è l'anno buono e poi non ci capita più, perché devi vincere quest'anno per salvare il campionato italiano. Se si crea una situazione dove il Napoli è entusiasmante e i diritti TV all'estero dicono: ma sai che il Napoli gioca proprio bene, hai visto che bella Champions League che ha fatto, sai che mi interessa questa Serie A, la possiamo vendere bene, gli uffici Serie A a New York, Napoli devi mandare i gadget, deve interessarti crescere all'estero, Amazon.com deve interessarti, Arena va bene, il maglione brutto va bene, ti deve interessare crescere all'estero per vendere i diritti TV della Serie A con te come protagonista e non come outsider, perché altrimenti le piccole squadre contro di te fanno la grande partita perché abbiamo battuto il Napoli e si possono togliere tutti gli sfizi del mondo, e quanto è bello il campionato italiano con una piccola squadra che batte il Napoli. Ma quelle altre tre, a parte qualche situazione particolare dove c'è l'orgoglio del giocatore in campo, non ci mettono i bastoni tra le ruote perché a loro economicamente non conviene. Da New York, Valerio Fluido è tutto, riflettiamo, non dico quella frase meditate gente, meditate, perché a meditare non succede niente. Io chiedo al Napoli di rifletterci e di dire: vuoi far parte di questa spartizione come prima delle outsider, o vuoi veramente importi e dire io sono una forza al pari del Milan, dell'Inter e della Juve, e quindi nella decisione dei diritti TV tu devi rispettare me? Perché? Perché io vinco il campionato italiano, perché io gioco bene in Europa, mi faccio rispettare dappertutto e porto avanti talenti con una gestione economica tipo il Bayern di Monaco pulitissima. Che vogliamo fare De Laurentiis? Ci vogliamo imporre? Devi vincere, però devi assolutamente vincere, altrimenti sei la favoletta. Il Leicester, per diventare la favola, ha dovuto vincere. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.